Rieccoci, primo Sitter Pares, appuntamento dal mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo che siamo in diretta sulla pagina Facebook. Ospite in questa seconda parte, l'avete vista, Dorina Vaccaroni, un personaggio eclettico, un personaggio davvero molto particolare. Nella prima abbiamo parlato un po' della sua vita, che lei vuole schivarla, non ho capito bene il perché, però lei ha detto il passato è passato, il futuro è futuro. E il futuro è questo qui. Ha detto posso portare la mia, io ho detto prima, ma anche la bicicletta non me l'aveva detto, non la mettiamo, non ci sta. Invece i tecnici, Claudio e Marco, sono stati bravi, hanno messo in studio anche questa bicicletta. Quanto costa questa bicicletta qui? Ma non parliamo sempre di soldi, io non lo so neanche, No, però... perché mi piacerebbe, non me la regala. Guardi sul 01, è una made in Italy questa, e penso che il made in Italy sia ancora il migliore. Il migliore, le giacche, tutto il mio abbigliamento sarà made in Italy. Sì, ma una bici così quanto costa? Le bici logicamente partono... Perché è venuto una volta di ciclismo che davvero 8-10 mila euro. Partono dai 5 ai 10 mila euro, dipende come uno se la... Ma le ho fatto una domanda, non per sapere, ma che differenza ha una bici dove uno deve pedalare rispetto a una che costa 1000 euro? Questa è la domanda che le faccio. Cioè, se lei prende la bici da 8000 euro, faccio un esempio, io ho la bici da 500 euro, che ha il cambio, che ha tutto, che differenza c'è fra quella e quella mia? La leggerezza, i materiali usati, se lei fa... Ma va più veloce con quella roba lì? È più leggera, quindi è un po' più facile, stai più ore nella bici, quindi hai bisogno di materiali confortevoli. Se fai gare di velocità hai delle dinamiche diverse di bici. La bici di quelle dei supermercati certamente non possono andare bene per fare le competizioni, per farsi i giri in città vanno benissimo. Perfetto, allora come ritorniamo? Termina la schermo, a un certo punto prende una strada, si innamora della bicicletta. Come si innamora della bicicletta? Io avevo una palestra dove insegnavo spinning, mi hanno visto pedalare sulle bici da spinning, mi hanno detto ma invece di stare dentro perché non vai fuori e provi a fare un po' di ciclismo su strada. Ho provato il ciclismo su strada, ho provato con le prime distanze, per me era difficilissimo, era tutto diverso. E alla fine ho provato subito a fare qualche gara, le gare sono andate bene. Poi lei è andata in una squadra professionistica? Sono andata sì con una squadra di professionisti, ma ha durato non tanto perché le distanze erano corte, le velocità erano troppo spinte per me e ho preferito passare alle lunghe distanze. Ecco, lei ha detto faccio lunghe distanze perché non c'è una gara di ciclismo in un campionato, in un Giro d'Italia ovviamente femminile che dice un altro ovviamente percorso, cioè, invece lei ha detto io voglio fare lunghe distanze. Perché ha scelto le lunghe distanze? Perché si va più tranquilla? No, le lunghe distanze è un viaggio con la bici e un viaggio dentro se stesso, perché qui si tratta di pedalare 22 ore al giorno, dormire un'ora circa e ripartire di notte e continuare per giorni interi sulla bici. Secondo me è uno sport fantastico l'ultracycling, non tutti sono capaci di farlo perché stare 22 ore al giorno sopra una bici. Lei riesce a stare 22 ore al giorno? Ma anche di più, sono arrivata a stare 53 ore senza fermarmi mai. Ho vinto... Aspetta, faccio 50 ore, sono 24, 48... Sono 2 giorni e mezzo. 2 giorni e 5 ore. Sì. Non 2 giorni. Ho vinto delle gare senza fermarmi mai in Oregon, in Texas, ho passato mezza America in bicicletta. Ma a che velocità? Facciamo medie di circa dai 22 ai 25 km. Le gare le ho vinte facendo delle medie dai 22 ai 25 km. Quindi lei parte nel fare questo, si calcola anche il tempo perché ovviamente non può accelerare. No, posso andare velocissima se voglio. No, sì, però per fare la lunga... La lunga distanza è logico che se tu vai fortissimo bruci la tua muscolatura e non riesci a resistere, quindi tu devi tenere un'andatura né troppo forte né troppo piano, media, quindi tu devi continuare per tante ore stare nella stessa velocità e mantenere costante, idratarti, mangiare, molto importante. Ma quanti atleti ci sono che fanno? Pochissimi nel mondo, perché è una disciplina difficilissima. Ma davvero molto pochi, presumo, no? Ma alla traversata dell'America di solito ci sono 5-6 donne e una ventina di uomini, questi sono quelli che attraversano, ma sono persone che... Però l'unica cosa è che si può fare che a un'età non giovane, insomma, non 20 anni. Penso che gli sport di endurance siano meglio da persone più adulte, perché sì. l'endurance
il ragazzo giovane tende a scattare e fermarsi, mentre la persona più adulta ha i battiti più bassi. Senta Dorina, noi abbiamo fatto il titolo 5.000 km in 12 giorni, perché questa è la gara che lei vorrebbe partecipare. Sono 3 anni che sto inseguendo questa gara. Sono iscritta da 3 anni, quest'anno non l'ho fatta perché c'era il Covid, l'anno scorso prima della gara sono caduta in bici, mi sono spezzato un ginocchio. Ecco, me la racconti un po' cosa vorrebbe dire? Lei prima di entrare in trasmissione ha detto io vorrei farla in 10 giorni. Sì, Vorrebbe dire 500 km al giorno, sì, giusto? Sì. Ma cosa vorrebbe dire? Che gara, in quanti partecipano a questa gara? Se è una gara personale, un record personale? No, oppure... no, è una gara. È una gara. La gara più dura al mondo di ciclismo. E quanti iscritti ci sono in questa gara? Allora, è una gara che puoi fare da solo, si chiama solo, oppure puoi farla in team, cioè si danno il cambio dai 2 alle 8 persone. Io ho scelto quella più dura, che è quella solo. E attraverso il cambio invece vorrebbe dire che uno può cambiarsi con un'altra persona. E quindi non è lei che fa... No, invece io ho scelto quella più dura, quella che vado da solo. Fa solo lei da sola, giusto? Sì. Io penso che la gara più emozionante al mondo, passi 12 stati d'America, passi dalle 0 gradi ai 50 gradi dell'Arizona, passi il Kansas che è un rettilineo di 1000 chilometri. Questa gara è una gara che fisico, mente e cuore devono essere tutti uniti. In più è veramente importante la crew che mi segue con la macchina, c'è una macchina che ti segue, ti deve dare da mangiare, nutrirti, fermarti. Qui l'alimentazione, al di là che lei è vegana, però è molto importante. Sì, ma io voglio passare l'America da vegana, non voglio mangiare... No, d'accordo, però è molto importante l'alimentazione, giusto? Sì, è molto importante l'alimentazione, è molto importante la bici, l'assetto della bici, è molto importante la crew che mi supporta. Chiedo alla regia se mi lascia pure quelle immagini, perché davvero sono molto significative, ma anche spettacolari. E quando sarebbe questa gara, Dorina? Parte il 12 giugno. 12 giugno comunque, e lei nel frattempo si sta allenando? Oppure... Certo, mi alleno, a fare una gara così non è che ti puoi allenare un mese, ti devi allenare per anni. Io mi alleno, ho vinto gare di ultracycling quest'anno, anche c'è stato il Covid, sono riuscita a fare una gara in Oregon che ho vinto, poi ho fatto altre gare qua, ho fatto il Giro d'Italia non stop, 4.000 km, 53.000 metri di dislivello in 11 giorni e 20 ore. E questa gara è stata ideata dal mio capo crew, Luca Masini, è stata bellissima, ho fatto tutto il perimetro dell'Italia e ho fatto tutte le montagne. E in montagna come vai in montagna? Sono forte in montagna io. È forte? Più forte in montagna che no in pianura. Che non a cronometro, diciamo. No, esatto, questo sarà il mio problema nel Kansas, ma penso che avrò una buona bici a cronometro, perché questa azienda 01 mi aiuterà a fare questa impresa. E spero che anche altre aziende mi aiutino, perché fare questa gara è molto costoso, nel senso che ci vorranno 30-40 mila dollari per farla, perché abbiamo 10 persone dietro, abbiamo spese di camper, di macchina, di alberghi, di benzina e di tutto. Pensavo di più di 30-40 mila euro. No, ma stando normali. Perché con tutto lo staff che ha 16 persone... Sì, ma un po' in America mi hanno aiutato, mi hanno iscritto alla gara, che già iscriversi alla gara costa quasi 5.000 dollari, e anche altra gente ha fatto dei GoFund, mi hanno un po' aiutato a fare le gare lì. Adesso spero anche qualche altra azienda, gli italiani mi hanno aiutato con la bici, le maglie della Triface mi danno tutto l'abbigliamento, perché è costoso tutta questa roba qua, intanto mi cominciano a dare tutto il materiale, e spero anche che magari qualche azienda possa aiutarmi a livello economico. Siamo sempre pronti per... Magari si sta facendo anche una buona pubblicità, quindi sì, magari non si sa mai, qualcuno, anche se questo momento proprio... Certo, è un momento difficile, ma anche un momento per partire. Ha ragione, sono d'accordo con lei, però è un momento difficile. È un momento di credere. Senta, ritornando alla gara, dunque lei parte, da dove si parte esattamente in America? Oceanside, che sarebbe vicino a San Diego, e si arriva a Annapolis, che è vicino ecco, ma nel percorso, nella strada che voi percorrete, si blocca il traffico, oppure è una strada dove possono passare... Guardi, l'America al deserto, non è che c'è tanto traffico, no, guardi però là. Ci sono dei punti dove c'è il deserto, però altri punti che magari... No, non è bloccato, ma abbiamo le macchine dietro dove ci sono... Perché ha capito, lei ricorda Zanardi cosa è capitato nel Giro? Sì,
ma diciamo che qua l'Italia è più difficile in bicicletta, è piena di traffico, l'America non è così, sai, le strade sono grandi. Sì, beh, è chiaro che se va nelle città... Nelle città non passiamo, noi passiamo per tutte le strade deserte, meravigliose. Senta, ma questa gara ha anche, alla fine, oltre ad avere questo costo, ha anche un premio. Ti faccio un esempio, uno vince il Tour de France a 500.000 euro, il Giro d'Italia... Io non penso ai premi. No, ma perché le aiuta a coprire le spese? No, perché li avrei bisogno prima. I premi, anche se mi danno solo la medaglia, io sono contenta, oppure anzi, io chiedo sempre la mia medaglietta alla fine della gara, ma uno lo fa per se stesso, non lo fa per il denaro. Perché se lo vuole fare per il denaro è meglio che faccia il manager o l'imprenditore o l'industriale. Dorina, l'ho capito che lei non lo fa per i soldi, l'abbiamo capito, solo nel fatto che diceva prima, devo trovare degli sponsor per partecipare a questa gara, magari se poi questa gara le dà anche un premio, ovviamente può dire anche, beh, recupero un po' di soldi che ho speso per farla, tutto qui, mica per soldi. Io non ho mai chiesto quello. Ma non ci sono quindi i premi? Non ho neanche mai chiesto nella scherma se c'erano i premi, non chiedevo mai niente, perché per me era più importante un'altra cosa, non era importante il denaro. Se io dovessi essere per il denaro farei altro, non farei sport. No, ho capito, però le ho chiesto in virtù delle spese che sono cospicue, perché presumo che tra allenarsi, tra materiale, tra l'altro, come ha detto lei, io pensavo addirittura di più di 40.000 dollari, quindi immagini lei, quindi poi dicevo, se alla fine c'è anche un premio, compensa un attimino i costi che ha avuto all'inizio. Ma questo non l'ho mai chiesto. Perché tutti gli atleti quando fanno questi eventi, e anche quelli che Venturini, il nostro padovano, che fa le cose più difficili al mondo, ha bisogno di sponsor e di trovare qualcuno che dia una mano, esatto, per cercare di fare questi record. Sì, ma io credo che magari qualcuno che abbia un po' di cuore, un po' di coscienza possa aiutare questa ragazza veneta che attraversa l'America in bicicletta. Il sorriso è rimasto uguale e penso che possa essere una cosa bella di stimolo per tante donne di fare il ciclismo, perché fa bene alla testa. Guardi, le dico, no, ma fa bene anche al fisico. Perché fa bene al fisico, fa bene al cuore, fa bene al cervello, fa bene a tutto. Io che non voglio far fatica magari no, però le faccio un esempio, io ricordo quest'estate ma ci sono le bici elettriche, fanno bene anche quelle. No, è vero, beh, oggi ci sono anche dei percorsi semplici, molto belli, tra l'altro, che possono anche girare tramite i canali, i fiumi, quindi no, le stavo dicendo proprio in virtù che fanno bene. Quest'estate ero in montagna ed ero in una baita con mia moglie, stavamo lì mangiando dopo aver camminato pian pianino, e sono arrivati un gruppo di trentina di ciclisti, tra questi c'erano uomini e donne, era una salita che impegnativa, sono arrivati, e le donne non erano giovanissime. L'unica cosa che mi è venuto, no, perché ovviamente erano vestite da atlete, avevano i pantaloncini, le donne, avevano le gambe perfette, non essendo giovani, e ora ho capito il ciclismo quanto bene fa al corpo umano. Alle donne fa benissimo le gambe. Davvero, io le ho viste, guardi, non avevano, non essendo, le ho viste, non erano giovani, insomma, però erano perfette, e quindi questo di aiuto, come diceva lei, a tante donne che magari cercano di praticare, e ce ne sono sempre di più. Sì, perché il ciclismo sono che indisciplinate per la strada, Ecco, questa è una cosa sbagliatissima, essere indisciplinati. Perché bisogna stare attenti. Qua, un po' di là, esatto. Quando sono in gruppo no, bisogna stare attenti, in bicicletta non si scherza, le macchine ti devono rispettare, ma anche il ciclista deve rispettare le macchine. Io sono d'accordo di dire sì, le macchine a volte non rispettano, sono troppo vicino ai ciclisti e questo è pericoloso, però anche il ciclista a volte non va bene, è indisciplinato, sono la prima a dirlo. Io sto sempre molto attenta, anche perché in America mi hanno insegnato di stare attenta e di rispettare le macchine rispettano i ciclisti, questo in America. Senta, se tornassi indietro e dovesse fare una scelta, vorrei diventare una campionessa di ciclismo o nella scherma? Cosa dopo, visto che l'ha provata? Io farei la stessa carriera, farei prima la scherma e poi il ciclismo. Rifare, sì. No, mi è venuto il dubbio che non... No, perché la scherma è uno sport meraviglioso, per chi lo capisce, è un'arte ed è stupendo. Sono perfettamente... Sì, è un'arte. È costosa anche la scherma? No, la scherma non è costosa come il ciclismo. No, costa di più il ciclismo, sì. Molto di più. E invece una volta mi dicevano devi preparare la scherma. No, la scherma quando è una divisa, un fioretto, una maschera,
maschera sei a posto. Forse costano più le palestre, iscriversi, però è più costoso il ciclismo, perché le biciclette poi si usurano, poi bisogna cambiare le gomme costano minimo 30-40 euro un copertone, io che poi ne uso tantissime. Cioè, perché usa tanti copertoni lei? Io sì, ne uso tantissimi. Perché? Perché faccio circa 40.000-50.000 km all'anno in bicicletta. Pensa quanto uso i copertoni, non voglio andare via con i copertoni bucati. E quanto dura un copertone di una bicicletta? A me poco, nel senso dopo 1.000 km voglio cambiarli. Perché? Perché voglio essere sicura che non foro per strada, perché non sono capace di cambiarmi la camera d'aria. Cioè sono capace, però ci impiego anche un'ora, non voglio perdere tempo. Quindi non... E siccome io spesso mi alleno da sola, perché mi piace... Perché per me è... Allora, quando è in Italia dov'è che va? Lei parte da Mestre, lei vive a Mogliano? No, io abito un po' ad Asiago e un po'... Ah, vive ad Asiago lei? Sì, sì, è un posto meraviglioso e quindi mi alleno tanto lì tra le montagne. È bello quindi. Sì, è un bellissimo posto. Ma lei vive lì e parte? Parto gira... e mi faccio tutte le montagne, passo Vezzena, ma in una giornata lei si allena, quanti chilometri fa al giorno di media per... io circa cerco di fare 800-900 km alla settimana. Quindi fa 150 km al giorno? A volte 180, a volte 80, comunque cerco... E quando sente di essere stanca? Mai. Questo è il mio problema. Mai? Quando arrivo a casa dico, cavoli, sarei stata ancora fuori. Penso subito al giorno dopo cosa posso fare. No, non mi sento stanca. E la solitudine in bicicletta non l'annoia? No, mi piace tantissimo, perché ho un mondo interiore dentro di me, è incredibile. In che Quindi senso? a volte lo stare da sola in bicicletta preferisco, perché riesco a capirmi come sono, i miei pensieri, il mio mondo interiore. Com'è il suo mondo interiore, Vaccaroni? Il mio mondo interiore è bellissimo, che non si rispecchia nel mondo esteriore. Perché? Perché il mio mondo interiore è il connubio con la natura e a volte capisco che quando scendo dalla bici non siamo proprio solo nella natura, siamo anche in mezzo alle persone, alle macchine, all'industria, alle fabbriche, ai problemi, al coronavirus, a troppe cose che mi stressano. Quando sono in bici in mezzo alla natura, specialmente dove vado in America, sono in mezzo alla natura, mi sembra di volare. Difatti io mi definisco l'animale che mi piace di più è l'aquila. L'aquila, perché sopra vede... Perché sì, ce l'ho anche nelle mie maglie. L'aquila comanda anche un po', L'aquila comanda. Lei le piace Io comandare? comando la mia bici e comando me insieme, siamo un connubio. I miei pedali, i miei piedi diventano le mie pedivelle, le mie mani si... È stata contenta della sua vita, Dorina Vaccaroni? Sì. Non ha avuto delusioni, non è mai... Delusioni le hanno tutti, le delusioni le hanno tutti. No, vabbè, non parlo sotto un profilo personale, perché ovviamente quelle ovviamente le hanno tutte sicuramente, chi no, chi più positive o no. Però in generale così è stata contenta di tutto quello che ha fatto, rifarebbe qualcosa, le ha dato noia qualcosa di questa vita, che lei non ama molto perché lei ama più la libertà, mi sembra di capire. Sì, io amo la libertà perché per me libertà è uguale amore, per cui l'amore è una cosa importantissima, ma l'amore è anche l'amore verso, non l'amore solo tra persone, l'amore è verso un piccolo insetto, l'amore è verso un fiore, l'amore è verso una bici, l'amore è verso... Però è una contraddizione, perché una volta quando faceva la lotta nella pedana, lottava per vincere, non aveva amore, era... Certo che avevo amore, lo facevo... lo facevo... Era cattiva, voleva vincere. No, io danzavo sulla pedana. Se qualcuno mi ha visto in pedana, io cercavo di volare nella mia pedana, cercavo di non toccare neanche il pavimento. Anzi, spesso i miei sogni erano di volare. Ci mancherebbe, ha provato anche quello, immagino, no? No, però mi piacerebbe tanto. Non si sa mai, prima o dopo c'è il tempo per poterlo fare. Ma adesso sto preparando questa gara che è difficile. Senti, siamo in conclusione, vuole dire qualcosa in virtù di questo? Se c'è qualcuno che vuole dare una mano sotto un profilo anche economico, perché è un costo? Io voglio dire solo che ringrazio tutte le persone che mi stanno aiutando con il cuore. Questo per me è importante. Questo benedetto cuore, davvero lei lo porta ormai... Sì. Infatti a casa mia è pieno di cuori dappertutto. Ah, proprio cuori. Sì. E dunque lei vive a Asiago, sì. Pensavo vivesse qui, ha fatto bene però a Mestre lì. Non mi piace troppo, io sto bene in mezzo ai boschi. È meglio. Sì, sì. E penso che abbiamo fatto molte trasmissioni anche dal teatro di... Asiago è un posto che ci si innamora,
No, è vero, È una vero. poesia, Asiago è una poesia. Quando verrò di là magari la trovo, Certo, così certo, andiamo a bere un caffè assieme, certo, va bene? sicuramente. Va bene, grazie Dorina Lacarone, in bocca al lupo e Grazie. sperando che soprattutto questa gara si possa fare in virtù di questo coronavirus che termina il più presto possibile e che lei possa partecipare con successo, Certo. indipendentemente. Poi so che vincerà sicuramente Sì, lei arrivare e vincere. Deve vincere, ho capito, lei non vuole partecipare, non è da Cupertiana, lei vuole vincere. Va bene, grazie Dorina Lacarone. Grazie. Invece noi vi salutiamo e vi do appuntamento a mercoledì prossimo con una nuova puntata di Primus Inter Pares. Buonanotte. Questo programma è stato offerto da Dispar, Eurospar, Interspar. Da 60 anni, il valore della scelta.